Buonasera amici ed amiche di Sportissimo Channel e amici ed amiche anche dei Falchetti Calcio a 5. Siamo qui in diretta da Morsano, date subito un riscontro se l'audio funziona bene e anche il video. Si vede il video e già due sono collegati, incredibile. Non ma c'è gente che smania per questa non amichevole. Non stanno vedendo la partita dell'Italia, dico io, no? No, staranno guardando anche Ucraina-Italia. Prova microfono, prova. Diteci un attimo se si vede, se si sente. Questa sera siamo qua a Morsano anche per l'amichevole che vede impegnati i Falchetti Calcio 5 contro la Libertas Calcio 5 di Fiume Veneto, squadra che milita in Serie C del CSI di Pordenone. Vado a leggervi le formazioni, parto per dovere dagli ospiti, in campo con Marco Vazzoler, Enrico Maniero, Samuele Mariuzzi, Emanuele Bianchini, Nicola Del Rizzo, Simone Dallabona, Emanuele Francescut, Alberto Tonello, Williams Comla Lovi e Tommaso Losito. Aspetta, mi sono dimenticato Adriano Polsinelli. L'allenatore è Claudio Berton, che è anche accompagnatore. Poi c'è Walter Sist, accompagnatore ufficiale e dirigente responsabile. Il vice allenatore, che salutiamo, il nostro caro amico Massimo Antonio Sist. E ovviamente questa era abbastanza facile, il compito più difficile a te, caro Max, anche per la è lunghissima questa scheda. Esatto, questa sera i Falchetti sono tutti. A parte Valerio Bombacino, che ringraziamo, perché insieme a tutto il resto della squadra ci ha allestito la postazione a tempi record. Benissimo. Poi c'è il numero 1 Perina Mauro, numero 2 Collovati Francesco, numero 3 Di Zenzo Antonio, numero 4 Bombacino Valerio, numero 5 Grama Cornelio, numero 6 Ruiu Roberto, numero 7 Leba Erion, numero 8 De Caro Gianluca, numero 9 Gargano Leonardo, numero 10 Aufiero Luca, numero 11 De Monte Manuel, numero 12 Palmieri Salvatore, poi numero 13 Gierchi Pask, poi c'è Piasentin con il numero 14 detto Piaso, poi c'è il numero 15 Delle Vedove Luca e poi il grandissimo super presidente Sant'Anastaso Pietro. Come hai detto? Santo, perché lui è santo il Signore. Va bene, esatto. Dico sempre male, come al solito mi sbaglio. Ti devo correggere. Santo Anastaso, amico mio. Pietro, difficile comunque da devo dire. Sì, devo dire, vai con i dirigenti, vai. Andiamo anche ovviamente. con quelli. Adesso vediamo se li sbagli. Presidente, accompagnatore, ufficiale, responsabile di tutto. Presidente. Santo Anastaso. Anzi, se vogliamo fare pubblicità, anche grafico del filo d'oro di Teresa Rapone. Esatto. No, ma questa è pubblicità, vogliamo dire messaggio promozionale. Grafico del filo d'oro. Allenatore Centis Daniele, e questo l'ho fatto giusto. Poi abbiamo ha detto all'arbitro Sant'Anastaso Angelica, e poi abbiamo la segretaria Deric Emilia, che non ha voluto essere in diretta con noi, molto male. Assolutamente, ma forse dopo ha detto che passa. Ha detto che passa dopo per la regia. Non ha voluto, male. Diciamo che innanzitutto bene che c'è Max, perché ho rischiato di dover fare, diciamo, un po' gli straordinari. È il tutologo, diciamo. Il tutologo no, ma gli straordinari sicuramente, perché usare la telecamera e fare il commento non è facilissimo. Adesso riconosci quanto è duro. No, assolutamente lo riconosco e devo dirti, ti faccio i complimenti. Non sappiamo quanti minuti si giocherà, quindi potrebbe essere fino a notte fonda. Speriamo che, insomma, per voi che state seguendo la partita, ancora 0-0 Ucraina-Italia e anche Macedonia del Nord contro Inghilterra. La Macedonia ormai tagliata fuori dopo la sconfitta di venerdì. Guarda caso, pensavi di poter vedere l'Italia e invece no, perché venerdì eravamo a Zoppola, oggi siamo a Morsano e vabbè. Il bello del calcio a 5, no? Che si gioca infrasettimanale. Nel frattempo ti posso dire giusto due dritte, i Falchetti li abbiamo raccontati nella sconfitta contro l'Atletico Conegliano 7 giorni or sono, mentre la Libertas questa settimana, vediamo un po', ha giocato in casa e purtroppo anche per lei battuta d'arresto 5-7 contro il Futsal Olme 2012, una gara giocata venerdì, quindi sono di nuovo in campo dopo le fatiche del venerdì come noi. Nel frattempo c'è l'inquadratura fissa su questa splendida palestra di Morsano
piuttosto fresca, devo dire, che ormai siamo la faccenda. Siamo richiestissimi. Abbiamo avuto delle richieste, bisognerebbe fare copia e incolla. Se noi potremmo fare No, più che altro bisognerebbe avere purtroppo dei duplicati, dei sosia, no? Per forza. Come c'era quel film che Mi sdoppio in 4, una cosa del genere, no? Avremmo potuto avere addirittura 4 volte, ma non ce la possiamo fare. Come ce la fai? C'è anche il Maccani in casa, io potessi fare una copia e incolla. Andrea Pegoraro, buonasera, telecronisti. Ciao Andrea, mitico. Com'è Roma? Com'è la faccenda? Si vede? Si sente, si vede, si sente bene? Dici un po'. Non stai guardando la partita te? Oppure sei, diciamo, TV e tablet, oppure cellulare? Chi è? Attenzione, perché questa è la signora Gargano, la signora Gargano, grande, che mitico è presente. Gargano, mitico. Leonardo è qua, volevo dirglielo, signora, sì, nel senso, tranquilla, anzi no, lei è ben contenta, esatto, lo sappiamo, ben contenta di mandarlo fuori dai piedi. Esatto. Comunque le Flow Vapor Wash per una sanificazione, direi, d'eccellenza. Anche qua messaggio promozionale. Esatto, va benissimo. Si sente e si vede benissimo addirittura. Ma che bene ciò. Andrea è su 2 dispositivi. Intanto guardiamo inquadra un po' i falchetti. I Vedete che questa sera potevamo dare in mano a quelle 2 ragazze della telecronaca, ma non hanno voluto. Specialmente quella guardate, Emilia e Florina, dico invece bene, c'è okay. Naturalmente l'altra di là c'è la squadra Libertas. Intanto siamo già bei collegati. Sì, vedo gente carica per questa amichevole dei falchetti. Una menzione speciale per Arion Leva, perché non solo è bravo a fare la pizza, ma è anche capocannoniere a 10 gol a pari merito, quindi grande, io comunque grande devo dire Arion. che nella partita contro l'Atletico Conegliano gli ho fatto dei bei complimenti, perché ho gridato. Infatti ha detto che puoi passare a ritirare la margherita domani, quella gratuita. Margherita, ovviamente, non allarghiamoci. Un po' farcita e la pago, non importa. Sì, va bene, dai. Potrei passare anche Arion, dopo, non fagli quella dei falchetti, mi raccomando. Grande, scherzo, ecco. Il fantasista, sanificazione top, vedi? Sanificazione, lavaggio, insomma, per una macchina che torna nuova di fatto, no? Perché insomma purtroppo abbiamo a che fare anche con le auto, no? Ogni tanto dobbiamo spostarci e arrivare qua. Serve. Ecco, nel frattempo, ben arrivati anche a quelli che si sono collegati adesso. E li invitiamo, siccome abbiamo sforato il tetto dei 240, 240, vuol dire che... Vogliamo arrivare a 260? Ce la facciamo? No, stasera sarà dura. Però insomma, ci proviamo a aumentare sempre di più. Perché bene, anche la regia, ti credo, è fermo. Sì, voglio dire, mi sembra David Cronenberg quando inizia Eccoli là che discutono. Col piano sequenza, voglio dire. Delle vedove, De Caro, poi abbiamo Ruiu. E poi abbiamo Perina in porta, Ruiu il vice capitano, Ruiu che giocava anche contro di me tempo addietro, e poi abbiamo delle vedove. Qua mi hai già rubato la lista, non c'hai la tua, Sanificazione, grazie ragazzi, ma il top era per Arion. Ok, scusaci. Eccoci. Vediamo ancora le ultime battute, gli ultimi preparativi per questa amichevole dei falchetti che prossima settimana, caro Max, lunedì pensavi di avere impegni, non li hai perché i falchetti giocano fuori casa e quindi lunedì in teoria siamo liberi, non cantare vittoria. Esatto, non vorrei cantare vittoria, ma dovremmo essere liberi in teoria. Però ti dico che poi i falchetti giocheranno sia il 27 novembre, e vedi che avevo ragione, il 27 novembre Falchetti Osteria al Pontello, quindi siamo di nuovo qua e saremo di qua, anche lunedì 4 Falchetti Black Magic. Ok. E quindi 2 partite, sono 4 settimane, un mese di fila. Iscrivetevi al canale se volete vedere i falchetti, poco da fare. Ragazzi, esattamente, i falchetti sono nel nostro canale, ormai, ci sono più i falchetti e non solo, perché naturalmente sì, assolutamente. Grazie anzi agli amici della Fioreria Tolusso e del Princess Bar di Azzano Decimo che ci hanno più volte invitato. Bisogna citarli con piacere perché ci chiamano sempre, insomma siamo ben contenti. Ecco, dopo l'ultima partita dei falchetti sarà Prata contro il BT Impianti venerdì 15, poi abbiamo dura perché BT Impianti è tanta roba, è partito bene, e poi a gennaio ritorneremo dopo i panettoni, Pandori e quant'altro per Edi Legno, Sacile e Falchetti. Bene, arbitro. Però scusa un secondo, a Sacile
Nel frattempo, quindi Falchetti giocano tante partite in trasferta, caro Max, a gennaio. Praticamente a gennaio non saremo Morsano, il che col freddo che c'è, voglio dire, non è neanche male. La partita voglio è dire, iniziata. faccio partire il cronometro. Sì. Faccio partire un po' in ritardo. Ricordo comunque che in questa amichevole non ci sarà autogestita, quindi non ci sarà l'arbitro. Però vado a chiedere un attimo al presidente, tu intanto intervieni, racconta un po', vado a chiedere come la disposizione dei tempi. Certo, il numero 7 era Della Bona, che insomma non è riuscito a prendere. Abbiamo Ruiu, poi abbiamo il capitano Fiero, poi Delle Vedove ancora per Fiero, ma niente da fare. Ripartono subito la Libertas riparte, ma Delle Vedove l'ha bloccata. Allora Max, ti do una bella notizia, ecco. Saranno, cari amici ed amiche collegati e collegate, saranno 3 tempi da 20 minuti. Però. Quindi insomma saremo qua un'oretta e un quarto circa, pause comprese. Ancora, ecco qua. Vediamo, attenzione, palla intercettata ed è gol. Bellissimo il gol del numero 7 Dalla Bona, che ha approfittato di uno svarione, di una incertezza difensiva e ha castigato subito Perina. 1-0. Poi si vede già il clima un po' da vacanziero, diciamo amichevole. Beh, certo, è sicuramente un'occasione per mister per i Falchetti, e poi Ruiu, un'occasione ancora Aufiero, ma attenzione, numero 11 Tonello, il passaggio lungo, esce Perina. Sì, esatto. No, volevo dirti, è un'occasione anche per Daniele Centis, il mister dei Falchetti, per provare i giocatori, fare respirare il campo un po' a tutti, e ci sta. Ecco, rimessa di Vazzoler per Tonello che passa al numero 15 Losito. De Caro riprende il pallone, calcia a lato. 1 minuto e mezzo passato. Andrea, quando ci sarà la pausa natalizia di Campone di Calcetto? Allora, caro Andrea, l'ultima partita dei Falchetti è il venerdì 15, quindi dal 15 dicembre fino al diciamo lunedì dopo l'Epifania. Adesso mai colto impreparato perché non ho guardato l'Epifania. Tra l'altro Andrea, mi raccomando, ritorna prima di Natale, quindi ci sarà la pizza per i pronostici. Intanto i Falchetti con Aufiero, il capitano Ruiu, ed ex su De Caro che è in difesa questa volta. Un passaggio sbagliato verso Ruiu e si ricomincia la Libertas. Vai Enrico. Ecco, lunedì 8, caro Andrea, ripartiranno i campionati. Palla intercettata, Delle Vedove se ne va, ma viene fermato da Losito, Tommaso Losito, che ha intercettato il pallone. Allora, nel frattempo sto parlando e vi sto accordando, vedi, io sto già pensando a Calcio 5 Show di sabato, ore 13:45, appuntamento fisso, perché abbiamo molti ospiti già prossimo sabato, assolutamente, Pordenone Calcio 5 e Maccan Prata, tutti e due presenti, ve lo dico già adesso, quindi sabato puntatona da non perdere. Tra l'altro il Pordenone e il Maccan sono veramente in serie positiva. Calcio 5 non vorrei dire che sia merito nostro, ma insomma. No, beh, quello non ci possiamo prendere quel merito. Attenzione, riparte la Libertas in attacco con un triangolo, però viene intercettato da Ruiu. Ancora il numero 19 Polsinelli, che si è reso pericoloso. Devo dire un ottimo avvio degli ospiti, no? Degli azzurri della Libertas, squadra che milita in Serie C ma che sta facendo vedere belle cose qui al Palamorsano, lo chiamiamo così? Sì. Via Feletti, credo, quindi o Pala Feletti o Pala Morsano. In questo momento comunque stanno facendo vedere che sono una bella squadretta, ecco, dai. De Caro intercetta, però ancora Della Bona. Fermato da De Caro che mantiene il possesso della palla, però ora la mette in avanti, la conclusione di Tonello, alta sopra la traversa. Nel frattempo l'Italia ancora 0-0 al 21esimo minuto. Guarda che Andrea ci ha scritto: bravo Enrico che ricordi la pizza anche al tuo collega. E Max, intanto bisognerà vedere in che condizioni sarà dopo i panettoni e i pandori, no? Perché 25 e 26 sono giornate diciamo campali, no? Dal punto di vista del cibo, ma anche della goliardia e del piacere di stare insieme. Nel frattempo ti do una caramella. E riparte Aufiero, poi Ruiu, ancora Delle Vedove, ma niente da palla fare. Intercettata da Dalla Bona si invola e poi decide saggiamente di ripartire dalla parte diciamo della difesa. Nel frattempo ripartono i Falchetti con Ruiu, hanno la palla. Roberto Ruiu alle mani, poi De Caro, Gianluca. Ottimo il fatto di stare sempre in movimento. Aufiero, ma ancora Ruiu.
Ecco, nel frattempo sto cercando anche una caramella per me. Mangiati questa, dai. No, arriva, aspetta un momento, te la trovo, ce l'avevo. Un attimo solo. Riparte, Un attimo i solo. falchetti ripartono. Bel lancio in avanti di Ruio per Delle Vedove che tenta un tacco, ma niente da fare. Ancora i falchetti ripartono, grandissimo lancio. Bravissimo Bazzoler. Bazzoler lo intercetta e riparte la Libertà. Colpo di testa, palla salvata. Ancora però i falchetti con Delle Vedove. Ruio, ancora De Caro. E poi quasi su Delle Vedove, passaggio ma intercettato, ma riprende ancora Delle Vedove e dribbling Delle Vedove, punta di tiro. Tiro di punta. Punta di tiro e tiro di punta. E tira di punta, che tiro uno va bene, dai, abbiamo tirato. Fantastico Max. Benissimo. Questa sera devo dire, e non è la tachipirina, perché tante volte sai cosa succede quando prendi 2 tachipirina 500? Se ne prendi 2 diventa 1000, no? Come dice Calcutta. Un tunnel qua, un tunnel su Ruio. Sai che Calcutta, tu non sai neanche chi è, tu pensi all'India. A Teresa di Calcutta. Allora, attento, Piero il capitano indietro per Ruio, ma sbaglia il passaggio. Qua c'era il fallo. Qua c'era il fallo, ragazzi. Il numero 11, no, il numero 7 della Bona. Sì. Vedete che l'ho fischiato io praticamente, anche se non sono l'arbitro. Calcio di punizione per la Libertas. Fallo di Ruio che ha dovuto salvare la situazione difficile per i falchetti. E invitiamo tutti a iscrivervi al canale, ragazzi. Iscrivetevi. Più siamo meglio è, più cresciamo noi. Anche perché sarete sempre avvisati delle nostre avvisaglie. Poi Max durante la pausa ci racconterà come è finito ieri sera il Masters ATP a Torino. Purtroppo per Sinner ha vinto Novak Djokovic con merito, e qui chiudo la parentesi. Poi il maestro dei maestri, ragazzi. Esatto, poi durante la pausa Max vi racconterà di tennis. Io sto seguendo anche il basket, dopo ne parliamo. Intanto riprendiamo la telecronaca con i falchetti. Vai Max. Bene, riprende Falchetti con De Caro, ancora Ruio, poi Aufiero che la passa subito per Delle Vedove in attacco, che cerca di tenere la palla, la ripassa indietro subito per Aufiero, ancora sulla destra per Ruio in difesa, parte di nuovo per De Caro ancora su Ruio all'indietro, però viene subito intercettato, via, riparte. Devo dire Polsinelli pressing alto, devo dire stava per guadagnare palla. Ancora ripartono i falchetti, lancio lungo del portiere. Perina. Palmieri è dopo in campo. Giustamente. Io non l'avevo visto, non l'avevo mai visto questo portiere qua. Mauro Perina l'hai visto alla presentazione dei falchetti, dove purtroppo ci avete visto ma non ci avete sentito. Però vabbè, oggi ci avrebbero sentito. Oggi ci avete sentito, ma oggi ci avrebbero sicuramente sentito, e qui lo dico e qui lo nego, Pietro, il presidente, deciderà di fare una festa di Natale, saremo sicuramente più ferrati. Certo. Attenzione, rimessa laterale per la Libertas, il calcio del numero 7 della Bona per Del Rizzo, che la butta sapientemente sul secondo palo, dove quasi c'era Polsinelli pronto di testa a infilare la rete, ma niente di fatto, e rimane 1-0 per la Libertas, in vantaggio dopo pochi secondi. Comunque ti dirò, queste dirette servono anche perché i familiari possano seguire i propri beniamini. Pensavo amici, per controllare dove erano, no? Perché mi viene in mente quel famoso video Jessico Calcetto. Ma sarà andato veramente alla partita? No, perché uno dice vado a calcetto, chiama un certo Jessico. Vanno alla partita, sì, sono tutti alla partita, tranquilli che sono qua. Garantiamo noi per tutti i ragazzi. Oggi siamo più in un clima eccezionale. È un po' goliardico. No, dai, speriamo che intanto comunque qua oggi è tutto perfetto, grazie alle Flow Vapor Wash. Insomma, stiamo facendo del nostro meglio, forse perché non c'è la tensione. Tra l'altro, guarda Andrea, non possiamo dire cosa ha detto, non possiamo dirlo, si riferiva forse alla tua battuta di prima. Vabbè, insomma, andiamo avanti con la telecronaca. Scusate, 9 minuti passati, rimessa laterale per la Libertas, calcio 5 dalla Bona che batte lateralmente.
E la palla però esatto, dalla Bona lascia ovviamente i falchetti. Benissimo, riparte con il capitano Ruio, no scusate, Aufiero, poi Ruio, adesso è il nuovo entrato il... qua ti voglio, vediamo se la sai, non la sai, ti aiuto io, è Di Zenzo. Di Zenzo, mi sbaglio sempre, perché non ci sono i numeri dietro, capito? Vabbè, insomma, ormai li conosciamo, ho capito, Di Zenzo ancora. Attenzione dalla Bona, cambia tradimento, Di Zenzo che la recupera. Ancora su Delle Vedove però qua forse c'era un falletto, insomma, però cade, si butta. Li vedo poco esperti di playground, perché qua chi ha giocato in Boreana a basket sa che si fischiava fallo da soli. Ma bisogna chiedere ragazzi. Via. Si riparte con una rimessa con Di Zenzo. Di Zenzo, mi raccomando. Antonio. Ruiu. Cerca Delle Vedove che non l'ha trovato. Vabbè. Eccolo, attenzione. Gargano è pronto a fare il suo ingresso. Al posto Gargano lancia la casacca per lo Delle facciamo Vedove. vedere alla sua signora, così è ben contenta. Eccolo qua, pronto, il mastino napoletano in campo. Nel frattempo meglio non trovarcelo contro perché sennò si sfonda. Tra l'altro ha militato nelle fila del Lignano, vedi, tanta roba. Eccolo, guardate lo stop di suola, bellissimo. L'assist per Aufiero che cercava Di Zenzo ma non l'ha trovato. Nel frattempo, caro Max, quindi incominciano i cambi. Oggi sono 3/4 da 20 minuti, ricordiamolo. 3 partite, quindi facciamo 3 dirette, ragazzi, perché non possiamo fare tutta una diretta unica, no? Assolutamente sì. Tra l'altro dopo vi aspettiamo. Eccolo Gargano. Vi aspettiamo la ruota al bar perché ci sarà un'ottima pasta, quindi grazie alla ruota. Io la pasta l'ho già mangiata. Va bene, comunque dai, però complimenti comunque a uno degli sponsor dei falchetti. Esatto, Di Zenzo. Bisogna dare merito anche a loro, no? Che sostengono queste squadre amatoriali. Assolutamente, riparte la Libertas, Enrico, con il numero 7 della Bona, devo dire, un pericolo. Ecco Gargano Molto bravo con la suola, mantiene la palla. Di Zenzo, dai, concentrati, dai. Insomma, vabbè che oggi sei un po' tacchipini. Di Zenzo, Antonio. Attenzione, Gargano fuori, pisce di esterno. Volevo gridare il suo nome. Mannaggia, Gargano sfiora il gol dell'1-1. Rimane in vantaggio la Libertas, calcio 5 di Fiume Veneto, 12 minuti e ci stiamo attrezzando anche per mettere in sovraimpressione risultato e tempo. Caro Max, bisogna studiare. Ma noi ce la mettiamo tutta a studiare. Attenzione, il numero 2 Maniero la passa ancora per Dalla Bona, credo. Vediamo se ho detto giusto. No, era Del Rizzo. Maniero per Del Rizzo, purtroppo sbaglia la misura. Riparte Di Zenzo la rimessa, poi abbiamo il capitano Aufiero attenzione, è entrato in campo Piaso con il numero 14, il passaggio Piaso! Non la trova la maniglia. Che piasata. Tra l'altro con un numero così dovrebbe, anche se non siamo c'è il qua numero. Anche grazie a lui. Sì, devo dire la verità. E chi è che ti ha chiesto di fare la diretta? Piaso, esatto, per quello che siamo qua. Ecco, attenzione, Di Zenzo intercettato da Mariuzzi che devia fallo laterale per il capitano Fiero, che non è mai uscito, ricordiamo che è l'unico rimasto sempre in campo. Poi Piaso per il capitano Fiero per Di Renzo. Di Zenzo non mi viene, chiedo scusa naturalmente ad Antonio. Dove mangio io la caramella? Antonio, ti chiamerò Antonio perché mi viene più facile visto che c'è mio padre che si chiama così e siamo a posto. Se vuoi inquadrare, attenzione, la ruota, lo sponsor, eccolo qua, sono arrivate le ragazze, le 2 ragazze, inquadrale qua perché l'altra volta ci perdiamo sempre il loro arrivo, è giusto menzionarle. Certamente, noi le abbiamo subito inquadrate. Ecco ancora la palla nelle mani di Bazzoler che rinvia subito per il numero 2 Maniero si fa tutta la fascia e guadagna un calcio d'angolo grazie alla deviazione del Piaso. Naturalmente Perina dà un attimino indicazioni, le posizioni chiede, È che Perina purtroppo per motivi di lavoro non sempre riesce a essere presente, naturalmente, però tante volte viene sostituito dal grande Palmieri. Perde la palla e riparte la Libertas, Enrico. Allora Libertas col numero 6 Del Rizzo sfiora il montante, come direbbe uno bravo. Sì. Noi non siamo né giornalisti
né tantomeno telecronisti, diciamo che siamo dei narratori, narratori di eventi, commentiamo se volete anche di pallavolo, di basket, di pattinaggio, di quello che volete. Tennis, se volete, insomma. Tennis ci stiamo lavorando, ha una bella idea Max, ma ne parleremo più avanti. Ecco il Gargano, grande Gargano, dietro però Fiero. Qua forse c'è fallo, un fallettino, scivolata, speriamo che a Fiero non si sia fatto male. Un fallettino ci stava qua. Sì, qua è sicuramente palla della Libertas, il numero 6 del Rizzo vedo che si tiene la gamba, stretta di mano, bello il fair play. Nel frattempo non ci siamo persi niente perché qua la partita è a 0-0 dopo 33 minuti. Amorfa la partita dell'Ucraina. No, 0-0 Ucraina-Italia, ve lo diciamo così per informazione. Si gioca a Leverkusen. Ci ascoltano allora, ci ascoltano bene. Si ascolteranno anche in differita. Conclusione di Tonello. Sfiora il 2-0. Riparte Perina, Perina. Di Zenzo. Poi di Zenzo. Ecco, poi andiamo su Capitano Fiero che ricordo ancora è sempre stato in campo. Poi abbiamo Iaso, complimenti per le scarpe azzurre, devo dire. Antonio per Gargano si è fatto anticipare. Numero 6 che se ne va. Però ma Perina riesce, uscendo in questo momento, a creare l'azione pericolosa. Però queste sono le classificazioni che possono dare gol, ma possono però liberare gli avversari se la intercettano a un contropiede incredibile, no? Queste uscite del portiere. Ovviamente se sentite bene metteteci un like oppure un cuoricino, così capiamo. Chattate pure con noi che tanto vi leggiamo. Sì, noi ci facciamo anche, ci divertiamo. Ci piace il pubblico che scrive. Esatto. Ci piace. Gargano, ancora Gargano con la finta, vi hai detto, ancora Gargano. Ancora sempre Gargano che ci prova. Ottima uscita di Vazzoler che prende la palla in mano. Vediamo se cercherà il rinvio lungo, così riparte palla per il suo attaccante che era... Adesso però mi sono perso il Perina numero. La intercetta. Ancora il Piazo poi per il capitano Fiero. Stava cercando Mariuzzi. Poi Samuele Mariuzzi di Zenzo, ancora il capitano Fiero, poi Gargano per Di Zenzo, palla cos'era? Palla tra l'altro quella porta io lo chiuderei, ma così. Ma sì, in effetti. Da fuori Fiero tenta il gol, ma non c'è niente da fare, ha tentato il tiro, ma ovviamente abbiamo chiesto ai cuoricini chi poteva metterli se non le Flow Vapor Wash. Grande, qua tanta roba, roba. Eccolo qua il marito che lo vediamo, Eccolo. Informissima. Attenzione. Abbiamo l'attacco con Mariuzzi che guadagna un fallo laterale all'altezza della tre quarti. Ancora palla per la Libertas con il numero 6 del Rizzo che va a battere la rimessa per il numero 11 Tonello calza di punta e trova Perina para. Esatto, la parata di Mariuzzi in questo caso non è riuscito a segnare. I Falchetti con Fiero, poi Piazo ritorna su Capitano Fiero che in questo momento fa un po' da play, no? Poi Di Zenzo, ecco ancora il Piazo attenzione, non deve, esatto, si appoggia a Perina, ricordiamo che può farlo in teoria solo perché è un amichevole, perché in teoria dovresti avere il tocco dell'avversario o attraversare la metà campo secondo le regole, ma quindi ad ogni modo fallo. Va bene, dai, allora si riparte da Di Zenzo, niente da fare, ancora Vazzoler esce benissimo sul pallone, la rilancia Piazo però fa buona guardia, Del Rizzo non arriva sulla palla. Si vede che oggi è carico il Piazo, dai. E lo salutiamo perché lui sicuramente ci sentirà. Attenzione, il numero 11 Tonello prova a liberarsi di Fiero, grandissimo colpo di tacco e paratona. Bellissima conclusione di Del Rizzo, ma Perina salva la faccenda salva risultato, bravo. Numero 11, conclusione al volo difficile, era inclinato Tonello. Perina ha salvato la capitolazione dei Falchetti. Poteva andare 2-0 la Libertas, ma grazie. Devo dire un'ottima Libertas fino adesso. Una paratona del portiere. Siamo alle battute finali del primo quarto. Ecco ancora Gargano. Anzi, non è neanche un quarto perché sono 3 tempi. Certo. Zenzo per Capitano Fiero che non riesce a rendersi pericoloso. Diciamo a finalizzare l'azione. Bravo. Attenzione, quindi abbiamo il numero 11 Tonello che scambia sempre con il numero 15 Losito. Sempre Losito per Tonello prova a dare al pivot che viene anticipato da Fiero. Piazo, attenzione, proverà il dribbling, vediamo. Ancora il Piazo. La passa molto bene a Di Zenzo. Palla sul secondo palo, per un attimo non ci arriva Gargano all'appuntamento con il pareggio, guadagna però il calcio d'angolo.
Piaso batte lui per la conclusione di sinistra di Di Zenzo, parata però non trattiene Vazzoler ed è calcio d'angolo di nuovo per i Falchetti. Calcio d'angolo, palla per Gargano, Gargano prova la conclusione, deviata ed è ancora calcio d'angolo, ancora corner. È ancora da fuori Gargano purtroppo ha preso il suo compagno Di Zenzo, conclusione del Piaso, palla a lato. Ottimo momento dei Falchetti che provano a cercare il pareggio, non ci riescono. Al momento siamo quasi alla conclusione di questo primo dei 3 tempi da 20 minuti di questa amichevole al Pala Morsano, al Pala Feletti, chiamiamolo amichevolmente. Intanto ripartono così. I Falchetti con capitano Fiero per Di Zenzo per El Piaso, grande Piaso. Poi ancora capitano Fiero che ricordo sta giocando tutto il tempo, ormai siamo agli sgoccioli. Passaggio sbagliato, riprende la Libertas Ricco. Attenzione, il numero 2 Maniero che si avvicina, palla deviata, conclusione alta di Polsinelli sopra la traversa, probabilmente è laterale per i Falchetti. Piaso alla battuta. Abbiamo superato da poco il 20°, quindi ripartino i Falchetti. Dovrebbe essere fischiata la fine di questo primo tempo. Ancora Di Zenzo, prova il dribbling, rimpallo che lo sfavorisce, palla che esce lateralmente. Dovrebbe essere finito questo primo tempo. Per il momento, come vedete, sono in autogestione, quindi non c'è arbitro, ognuno chiama i falli. Attenzione, numero 11 Tonello per Losito dà di nuovo Tonello la passa e vediamo il numero 19 Polsinelli per Maniero la passa sono perso, scusate, vedete l'abitudine. Losito ha calciato lungo per il suo compagno ed è finito il primo dei 3 tempi da 20 minuti con la Libertas Calcio 5 di Fiume Veneto in vantaggio per 1-0 qui a Morsano sui Falchetti. Caro Max, un commento su questo primo tempo? Insomma, che ti posso dire? Partita direi quasi dominata per un certo tratto del tempo dalla Libertas, no? Però ha avuto anche le sue occasioni comunque, diciamo, i Falchetti, però grandi parate da parte del portiere dei Falchetti. Perina ha salvato il risultato. Quindi direi che in questo momento il risultato è giusto, insomma. Ecco, voi che restiamo in diretta così da non interrompere, no, niente, guarda, possiamo parlare, se vuoi parliamo un attimino di questa finale degli ATP Finals. Cosa ti posso dire? Ti posso semplicemente dire che ieri Djokovic inquadro, faccio io da regista, inquadro un attimo l'angolo dei Falchetti. Esatto, no, ti posso dire semplicemente che la partita è stata a senso unico, perché direi che Sinner non è mai entrato in campo e Djokovic ha fatto la partita che doveva fare, nel senso che ha cambiato completamente tattica rispetto alla volta precedente. Lui infatti l'ha detto: ho dovuto cambiare un attimino, e questa volta c'è stata proprio una grande differenza, cioè faceva già paura nella partita precedente, perché contro Alcaraz non c'è stata partita, e difatti poi è successo anche in finale. Ricordo l'onestà di Sinner, che non ha voluto perdere contro Rune, contro Rune, bravo. Non ha voluto perdere contro di lui, poteva farlo, eliminava così Djokovic. Gli fa onore, perché naturalmente questo dimostra la sportività di Sinner, che comunque, credetemi, ha fatto delle finals eccezionali che ci rende orgogliosissimi, e quindi dobbiamo essere solo che felici, perché addirittura è finito su Rai 1 e non era mai successo una roba del genere. E quindi siamo tornati ai livelli di Tomba, quando noi si fermava tutto per vedere le discese del buon Alberto, no? E quindi questo Sinner ci sta facendo veramente divertire. È chiaro che nella finale si è anche un po' emozionato, il pubblico l'ha osannato in tutte le maniere, naturalmente, perché quando hai il ragazzo di casa devi fare quello, devi osannarlo. Dispiace semplicemente che non ci sia stato risultato finale migliore, però direi che più di così non si poteva fare. Ecco, ti interrompo un attimo, perché la Macedonia del Nord sta vincendo 1-0 con l'Inghilterra, gol di Bardi al 41esimo, quindi è una gara ininfluente, l'Inghilterra è già prima, già qualificata, ovviamente. Ringraziamo tutti quelli collegati. Finisci pure il discorso sulle dicevo ATP Finals del che tennis. Peccato, perché insomma per il risultato finale, però noi possiamo essere solo più orgogliosi, e sarà un 2024 da divertirsi. Lo stesso Djokovic ha augurato a Sinner di diventare il numero 1 del mondo.
Però, caro Max, da giovedì c'è la Coppa Davis, eh? Beh, certamente si parte subito, questa settimana si riparte subito con la Coppa Davis e speriamo che Sinner questa volta sia presente, chiaramente sarà stanco, però credo e si potrebbero rincontrare fra poco proprio Djokovic contro Sinner. In semifinale, no? Perché sì. c'è Italia-Olanda giovedì, probabilmente il secondo singolarista sarà Sonego. Probabilmente non credo, non è detto, potrebbe Non è essere detto. lo stesso Arnaldi, perché insomma in questo momento anche Sonego non è in grandissima forma. L'unica certezza una volta era Berrettini, che purtroppo Vabbè, per il momento, ma tornerà, ci ha cambiato auguriamo. allenatore, adesso si sta provando a rimettere in piedi. Io credo che un buon Berrettini potremmo sperare di riavercelo, perché secondo me Berrettini potrebbe ridarci anche lui qualche altra gioia, sarebbe bellissimo avere 2 nei primi 10 del mondo, no? Sarebbe perché in tanta questo roba. momento anche lo stesso, diciamo, circuito tennistico italiano sta aumentando un interesse incredibile verso il tennis. Bene, direi che è tutto, no? Ma direi che sei stato bravissimo, rimaniamo collegati, che dite? Così non vi diamo fastidi, dividiamo in 2 tranche, primo e secondo tempo da una parte e poi il terzo tempo dopo un po' di pausa, no? Sì, certo, va bene. Nel frattempo stavo vedendo se è tutto a posto a livello di diciamo di prolunghe, così vediamo se il computer tiene botta.